Blindo Studios presenta. Sì, ecco il sondazzo, quanto è che non, vero, quanto è che non, beh sì, vero, un bel po'. E allora, anche sabato scorso lo feci solo in diretta perché non ci fu la replica, ma oggi tutto regolare, sì. Allora, siccome mi è capitato in un mercatino, sì, di trovare una chitarra, io vado a vedere una chitarra, se posso la compro, no? Costava 3 euro, le mancavano 2 corde solamente, mancando corde, poi insomma è un po' svalutata. In realtà poi guardando dentro, perché dentro dal buco della chitarra dal buco si legge che è una chitarra spagnola, Admira, modello Juanita, made in Spain, e ha un ottimo suono, devo dire. Ho messo le corde mancanti, aspetta, levo la musina, e non mi sembra male, proprio, ma bella chitarra spagnola. Sì, 3 euro, sì, beh, perché con la custodia, ci mancherebbe altro, però mancavano 2 corde. E allora ho detto, portiamo alla radio e facciamo un po' di, facciamo un po' di serenatiche, come funziona. Ma funziona così, e io chiamo le persone, papà, oh signora, c'è una serenata per lei, questo è sì, SIP, servizi edili e passioni, capito? E quindi via, prendiamo subito la linea, cari amici del G, non perdiamo altro tempo. E vediamo cosa succede con le mie serenatiche, sempre un po' sbarazzine, vero? Improvvisate e stonate. Indubbiamente sì, devono essere proprio brutte, più brutte sono, perché se ne mi viene una che ha una specie di motivo magari plausibile, quasi mi dispiace, insomma, preferisco proprio che siano accordi che stridono rispetto alla melodia, la melodia non me l'ha dato. No, la melodia è quella che faccio con la voce e gli accordi quelli che faccio con la chitarra, cioè l'armonia. Vedo che non risponde nessuno qui. Sono costretto, mio malgrado, a fare un altro numero. Allora, sì, no, come no, sì, infatti, ecco fatto, sì, ecco, bravo, hai venuto, lo supponevo. Adesso vediamo, sì, la signora, vabbè, vediamo se mi risponde. Cominciamo la tiritera, allora, sì, no, niente, questa non c'è, quest'altro non c'è, due che non mi rispondono. Donne senza serenata. Una donna senza una serenata cos'è? Cos'è una donna senza un uomo che le dedichi una serenata? Cioè niente, siccome non lo fa nessuno praticamente, ma cos'è? È una donna ugualmente, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, sì, per forza, dai che questa viene, dai che viene. Viene. È spagnola, senti, si sente spagnola la chitarra? È un po' scordata, va bene, no. Signora? No, sì, signora, Dio Nini, va bene, più scordate è meglio, comunque, e siamo al quarto tentativo, vero? Sì, wow, meraviglioso tutto ciò, dove sono andato? Stanno prolungando il ponte fino al 1 maggio, no, dimmi te, non andate via perché poi il 30 abbiamo la serata allunata, sì, fa pure rima, sì, sta caffè, ma questo lo diciamo anche in altre occasioni. Vediamo un po', via, vediamo un po', cerchiamo di, sei in macchina, portando in macchina le cose, poi si scopre. Va meglio, però non va bene affatto, non risponde nessuno, ragazzi, cambiamo pagina qui, sì, no, è una cosa incredibile, facciamo scrollare il tutto e vediamo che cosa troviamo. Giuseppe, Giovanni, Luigi, ma qui non c'è nemmeno una donna, sì, ma io mi domando e dico, ragazzi, dove sono capitato, sì, questa è impossibile da trovare come rima, comunque mi va bene lo stesso, mi va bene tutto, basta che mi risponda qualcuno, gente, ecco, sì, ecco, proviamo così, ecco, vabbè, sì, vediamo,
Vabbè, proviamo con questa. Io che ti devo dire? Forse oggi battiamo il record, quello famoso che in 23, quasi 24 anni ormai non ho mai battuto, cioè di nessuno che risponde, ma sarebbe meraviglioso come fare zero, zero, è facile, più facile fare zero al Superenalotto, ho fatto molto spesso zero. Lo so, ma l'ho fatto molto spesso, ma gioco poco spesso, e allora quel molto spesso di quel poco spesso. Sì, però ora io mi aspetterei, chiederei la grazia al Signore che mi mandasse una persona, Signore, perché tu ci hai fatti belli a fiore? No, mi chiedo, come mai? Anche questa non c'era, questa mi ero preparato nel frattempo un paio di rime parlando così, però niente da fare, perché io poi già mentre faccio il numero rifletto al nome, no? No, questa deve esserci, deve esserci in tutti i modi, dai, su, dai, sì, non so più che fare. Non so più. Signora, sono in telefono, c'è il telefono, no. Ma andiamo da quest'altra. Io sono stupito, anche un po' stupido, sinceramente non so come fa, come farò, oh povero me, come farò, sì. Qualcosa mi cresce, la donna non ce l'ho. Come mai? Questa poi c'ha un nome, vabbè, che ti devo dire? Non è un nome da viva. No, ma è incredibile, ragazzi, io sto facendo un numero dietro l'altro, sono tutti numeri diversi, la chitarra scalpita, freme, e non c'è niente da fare. Cambiamo ancora schermata qui. Che ti devo dire? È una cosa veramente, insomma, ora comincia a essere un po' pesante, però sai, al limite, facciamo questo. Tanto senti, una vale l'altra, non importa se a guardare le rime o non le rime. Io continuo, imperterrito, con 2 R, mi raccomando, imperterrito. Telecom Italia. Ah, mi sembrava. Proviamo con questo. Questo l'ho trovato altre volte, questo nome, ma non vorrei ripetermi, ma del resto come fa? Senti. Meno male, è arrivato. Cioè, poi ora non mi ricordo più nemmeno cosa devo dire. Sì, per servizi di anzi, ma non abbiamo avuto il... Pronto? Miracolo. Pronto? Sì, dica. È la signora Carla? Sì. Sì, buongiorno, signora Carla, questa è la SIP, Servizio Idilli e Passioni, è un servizio di serenate telefoniche. Le comunichiamo che c'è una serenata per lei, poi le diciamo il nome del signore che gliel'ha dedicata, d'accordo? Sì. Ascolti pure, signora Carla. Sì. Oh Carla, quel giorno là che io ti vidi, ti avevo detto, tu sei una bella donna, oh Carla mia, quando io ti annusai, io dissi questo odor non l'ho sentito mai. Carla, ti avevo detto di non farla e tu ne facesti un sacco. Ricopristi di merda pure me. Io e te sul water per sempre. Io e te sul water Pronto? Pronto?
Chi parla? Buongiorno, questa serenata è stata dedicata dal signor Girolamo alla signora Carla. Sì, grazie. La signora Carla dov'è? La signora Carla non c'è adesso. Devo metterla... Ma era qui un momento prima, un momento fa. Quando? Lei è il marito? Sono marito io. Ah, sì. ho capito. Guardi, lei ha un nome, vero? Sì, certo che ce n'ho 4 nomi io. Mi dica il primo. Perché? Perché anche per lei può esserci una bellissima serenata. Porterà mica sfiga. No, anzi, porta fortuna. Come si chiama lei di nome? Ah, non me ne faccio fare serenate io. Allora te la faccio lo stesso, dai, ascoltala che ti può piacere. Oh marito di Carla, marito di Carla, come sei simpatico, sei anche cazzuto, peccato che tu sia cornuto. È stata molto breve ma intensa, eh? Sì, intensa. Intensa. Come va? Va bene. 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 Ma come va? Va bene. Come va? Va bene. Come va? Va bene. Come va? Va bene. Non mi perdere il tempo, riprendiamo. Come va? Va bene. 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 Come va? Come va? Ehi, come va? Oh! Bene. Ma no, mi perdi! Come va? Va bene. No, va bene. Come va? bene. Come va? Vai! Bene. Ah, ma insomma, sei peggio di Safina, tu mi perdi tempo. Come va? Va bene. Va bene. Tu mi perdi tempo. Oh! Va bene, stiamo a sentire. Andiamo qui. Come va? Le serenate. Sì. Fa le serenate. Tutto bene? È tutto a posto. Allora, ora ti fai come va, io faccio va bene. Ma c'era duro lei almeno? Trattiamole duro. Tutti i giorni? Ma le viene duro tutti i giorni? Tutti. Senti roba. Senti qui. Ma lì si sente un cazzo, lì è un pezzo di legno. No, è un pezzo di legno. Se sapessi cos'è. Ma bisogna averci il cazzo duro, non fare le serenate alle donne. Ma questo è il mio organo sessuale, senti. Come va? Sentire il mio? Come va? Fammi sentire il tuo. Il mio? Sì, fammelo sentire. Accidenti, anche te sei messo bene, Come va? Va bene, guardi. Come va? Basta, non ce l'ho più testa. Comunque, complimenti. Si diverte lei? No, io non mi diverto per niente, guardi, è un lavoro una palla, guardi. Come? È un lavoro un po' palloso, le spiego. Devo fare serenate su richiesta alle persone. Questo Girolamo che si è invaghito di sua moglie, no? Mi ha fatto fare questa serenata simpatica, divertente, insomma, un po' scherzosa. E poi ha detto, poi la chiamo io. Però non ho capito bene se l'ha detto con la M o con la V. Capito. Si è detto la chiamo o la chiavo. Sono quelle cose che a volte sfuggono. Delle volte che hanno un doppio senso. Sì. Come va? E allora la chiami. Come va? Può darsi che la chiami. Come va? Può darsi di sì, perché Girolamo ha detto che è innamorato pazzo. Girolamo è innamorato, no? Sì, di Carla. Allora gli fa le corna, glielo dico io. A chi? No, la signora le fa le corna, bisogna che la chiami, così la chiama lei. La signora Carla? No, la Carla la lasci stare. No, a me se ci sono io qua, Berino, allora andiamo a me risulta che la Carla... Ha capito? Quella signora lì, bisogna che ci vada e ci faccia la serenata, così abbia tutta intenzione di darla. A chi la dà? Non a te, non più, ma a chiunque gliela chieda. Comunque canta bene, Canto bene, specialmente quando i mariti inconsapevoli mi danno tutto, anche la moglie, e lei mi leva tutte
Se viene qua gliela do, guardi. Le voglie che ho. Se viene qua gliela do, Amare. Come va? Ma cosa ride? Che c'è da ridere? Nella sua condizione non si ride, se piagne. Ma che se piagne? Si piagne. Perché se piagne? Perché le lacrime non scendono dagli occhi, una lacrima va e poi ritorna, le lacrime scendono dalle corna. Buongiorno in studio Daniela Ubaldi. 20 anni fa il disastro nucleare. Bene. Mi si chiedono i particolari della chitarra. Vabbè, caro grande maestro, lui che possiede una chitarra da oltre 8.000 euro, dice che però questa c'ha un bel suono, è vero? Sì, è un po' scordatina, ma io sono abbonato, mi piace la chitarra scordata, è in antitesi con la perfezione, o alla perfezione. Dunque, no, volevo sapere tra l'altro se questa chitarra era più piccola delle altre. Devo dire che il manico è normale, anzi bello largo, mentre la chitarra è un po' più stretta del solito, di quelle che magari, sì, ecco, diciamo che non è proprio non è piccola, ma è forse più stretta, più contenuta, insomma, per quanto riguarda i fianchi, il petto e i fianchi. Ma lo so. E c'è scritto autentica guitara, Admira. Made in Spain, Keller e Spagna, modello Juanita. Juanita Banana. No, mi ci trovo bene, perché insomma magari l'ho pagata tanto, 3 euro, compresa la custodia, però devo dire che insomma malgrado questo però, tu me l'aveva fatto trovare anche per 3 euro anche brutta e cattiva, voglio dire, no scusa, sì, no, sono pazzi che li vendono queste cose, io non l'avrei mai venduta, io c'ho un sacco di chitarre in casa, sì, alcune ormai sono lì come sono specie di scheletri, altre invece hanno le corde, c'è la 12 corde, e io ho trovata mancante di 2 corde, ho messo il La e il Re, le 2 corde che mancavano ce l'ho messe, e ho sentito che insomma bene o male le 3 corde più acute sono di nylon, ma che ti devo dire, io l'ho presa, ho fatto un investimento, insomma ho speso tanto, 3 euro, sono sordi, sa meglio dei telefoni, prima voi mi tiriate dietro l'apparecchio radio. Dunque, allora andiamo, siamo a ruota libera, la chitarra non c'entra più nulla, ho dato questi dati così, tanto perché mi erano stati richiesti giustamente, dicevo, ma come, ma guarda, vabbè, però ecco una cosa c'è, la custodia non è dura, la custodia è molle, ecco, no, la custodia è è molle, insomma, non è di quelle dure, ecco, questo ora effettivamente me la deprezza un po'. Dai, basta. Sì. Dai, ora si ricomincia come nella prima parte. Devo dire che anche qui non c'è nessuno. Io cerco di mettermi in contatto con le persone, ed è meno male che alla fine, nella prima parte, abbiamo trovato queste persone che sono state al telefono per tutto il tempo, che ci è servito per fare una bella sceneggiata, vero? Musicale, oltretutto. Come va? Vabbè, dai. E vediamo, cari amici del G, che cosa si può avere. Cosa si può? Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Senta, va bene 3 euro? Per cosa? Per lei? A lei va bene 3 euro? Ma no, voglio sapere chi è lei intanto. Sono amico di Giorgio. Sì, allora? E mi ha detto, guarda, 3 euro. Ho detto, va bene, sono 3 euro. Sono sempre 3 euro, Beh, insomma, va bene, a me va bene, a lei? Non so cosa rispondere perché non so di che cosa sta parlando. Non c'è Giorgio? No, non c'è. Mi ha detto, ti do mia moglie per 3 euro per una notte. Ma vai a cagare. Ma che cagare? Ma stanotte a cagare. No, non mi interessa. Sì, lo so. Sì, vabbè. Anche Ancelotti ha bisogno di cacà. E quindi bisogna andare da qualcun altro. Ma che gente c'è nel mondo, vero? Uno offre anche dei soldi che sono
Con questa? Vabbè, no, qui non mi piace, tutti i nomi uguali, c'è una pagina con tutti i nomi uguali, no, va bene. Sì, ecco, vabbè, questo. Siamo a ruota libera, tanto, va lì, sì. Andiamo. Sì, figurati. Ora, io vado lì tutta la notte per casa, non ci penso nemmeno. Ma, sto a casa mia, così risparmio 3 euro, Ma vogliamo scherzare? Oggi come oggi, ecco, pensiamoci bene. Pronto? Signora, buongiorno. Sì. È lei Sì, mi dica. Sento un suono. Chi parla? È la signora Cosetta? Sì. Una cosetta veramente giusta. Senta, posso dirle una cosetta? Mi dica chi è? Sì, no, ti dico una cosetta. Quella cosetta che lei ha lì stretta, la cosetta. Senta, io offrirei 3,5 euro. Mi sto veramente svenando. Ma scusi, La ma... cosetta. Signora? Sì, non gli sto a rispondere. Ma si figuri io se le so domandare. Io non so domandare, lei non sa rispondere e siamo messi di nulla, signora. Siamo messi bene, Ma mica tanto bene. Uno che fa una domanda senza saperla fare. Una che cerca di dare una risposta senza saperla dare. Comunque lei ha 3 aiuti, lei ha dunque può usare il pubblico, una chiamata a casa e il 50 Chiede il 50. ma che casino, che strana, insomma, che strano miscuglio, vero? Ma ora no. Abbiamo un signore che se mi risponde ha un nome che io voglio indagare, sul quale voglio indagare. Ok, io voglio indagare questo nome, o voglio indagare su questo nome, si può dire, voglio indagare questa persona, o su questa persona, o in merito a questa persona, a proposito di questa persona, su cose che si vedono nel cielo. Carl Gustav Jung, cosa c'entra? Sì, pronto signora, buongiorno, c'è il signor Elettro? No. No? No, non c'è. Ah, Chi è che lo vuole? io lo vorrei, ma c'è? No, è mancato. Ai. Ha provato a andare all'interruttore generale? Per far che? Ma se pigia beh, insomma, questa è un pochino pesante. No, dicevo, Elettro magari, è mancato. Va lì, pigia e pulsa, forse non torna. No, vabbè, d'accordo, che gli devo fare, signora? Mi dispiace, si vede che è un altro Elettro. Sarà nato. Insomma, bisogna stare attenti, capito? Perché poi uno prende la scossa. Purtroppo, da quanto tempo, signora? 7 anni. 7 anni, Lei è la vedova, Sì. Certo, senza Elettro è un'altra cosa, sì. È un'altra cosa, purtroppo è così. Già. Va bene. Lo so, certo. Ma per cosa l'avrebbe cercato? Perché? Perché io, vede, sto facendo ricerche sull'invenzione dell'elettricità. E l'elettricità statica, e quindi io cerco praticamente una persona che possa darmi, insomma, sì. qualche dritta. Vabbè, ma che dritte non lo prende. Anche storta, signora, casomai. Perché, no, veramente, no, Sì. Per esempio, lei sa che ha inventato, che ha in qualche modo sfruttato l'elettricità? Che ne so. Io no. Nemmeno io, signora, io ho bisogno di saperlo. Vabbè. Sì, no, non lo so, perché in questo momento io ho necessità, ho visto Elettro, capisce? Sì. E quindi, giusto? Va bene, buongiorno. Signora? Buongiorno. Signora? Ecco, per esempio, no? Talete di Mileto scoperse che l'ambra, che in greco si chiama electron, se strofinata con un panno di lana, acquista la caratteristica e la capacità di attrarre corpi leggeri, quali ad esempio piccoli pezzi di paglia. Solo 3 secoli dopo, negli scritti di Teofrasto di Ereso, si trovano citazioni di altri materiali aventi le stesse capacità. Nell'antica Roma troviamo negli scritti sulle scienze naturali di Lucio Anneo Seneca,
la distinzione fra gli effetti del fulmine, indicandone 3 tipi con caratteristiche differenti, per esempio il fulmine che incendia, quello che distrugge e quello che non distrugge. Lei mi capisce? Capisco poco, io ho studiato poco, ma non intendo di niente. Nel 1540 chi nasceva? Chi nasceva nel 1540, signora? William Gilbert, Gilbert, scienziato inglese, questo sanno tutti, inglese, che alla corte della regina Elisabetta, prima. Grazie al sostentamento della stessa, iniziò i primi studi scientifici sul magnetismo, culminante nell'opera De Magnete, giusto? Lo saprà, De Magnete, insomma, ha sposato Elettro, voglio dire, se non sa De Magnete, se non sa lei, vero? Che aveva questo Magnete. Signora, verso la metà del 600 i primi veri esperimenti furono eseguiti in Europa e negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti? Anzi, e negli Stati Uniti, cioè Stati Uniti che forse ancora non erano uniti nel 600, insomma si cercava di capire a che tipo di energia si fosse davanti e quali caratteristiche potesse avere. I primi esperimenti e macchinari elettrostatici vennero eseguiti da parte del tedesco Otto von Guericke, che lo portò alla costruzione della sfera elettrostatica Strofinio. La sfera elettrostatica Strofinio che molti chiamano Sega. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, dai, insomma, vabbè, la signora, insomma, eppure aveva sposato Elettro e magari qualcosa poteva saperne, doveva saperne, in realtà non si è mai occupata di ciò. E io, attraverso un po' una ricerchina rapida su internet, ho potuto dire tutto ciò che mi è venuto davanti agli occhi. Va bene, d'accordo, ok, l'abbiamo presa larga, se l'abbiamo presa larga, però abbiamo saputo qualcosa, perché il sondazzo del G è un programma, come si può dire, molto aspetta, perché sto facendo un numero, molto istruttivo, è così. Ancora. Va bene, d'accordo, e io. Elettricamente, non ci fosse l'elettricità, ragazzi, un boom mi sentireste. Voi un boom mi sentiresti. No, davvero, ma è incredibile. Pronto, buongiorno. È Calogero? Sì. Senta, io sono l'elettricista. Sì. Senta, quando posso venire per fare quel lavoro lì alle gonadi? Il lavoro? Alle gonadi. Le gonadi, signor Calogero? Sì. Ecco, dovrei fare quel lavoro alle gonadi, sono l'elettricista. Ho capito, ma io non ho chiamato nessuno elettricista. No, ma sì, che non so se mi ha chiamato lei o qualcun altro, ma mi ha dato il suo... Guarda, io non ho chiamato il suo numero, Ho capito, ma avranno sbagliato. Io non ho chiamato nessun elettricista. Io non ho chiamato nessun elettricista. Dunque lei ha le gonadi che si sono improvvisamente spente, no? Che non si accendono più. Cioè, nella scala? Sì, nella sala, ma anche in camera soprattutto. No, in camera mia funziona tutto. E in sala? E in sala è uguale. E allora perché mi ha detto in sala? Beh, scusi, perché vede, essendo situate nello scroto, no? Sì. Sotto il diretto controllo dell'ipofisi, funzionano anche come endocrine, no? Capisce? Oltre come organi in cui avviene la maturazione di gameti, giusto? Sì, e allora quindi è giusto, nel momento in cui esse si spengono corrisponde poi a un buio che, insomma, che non è piacevole, specialmente di sera, di notte, poi insomma quando dovrebbero essere accese le gonadi. Sì, ho capito. Ma guardi... Ma lei ha capito? Sì, ho capito. A cosa mi sto riferendo, sì, vero? Sì, ho capito. Bravo. Però io non ho chiamato nessuno, le luci funzionano tutti. Tutti? Anche quelli a palla? Sì, lei ha delle luci a palla? Non c'è luce a palla io. Come non c'ha le palle, signore? Come non c'ha le luci a palla? Non c'ha le luci a palla? Due. Ma scusi, lei chi è, scusi? Sono l'elettricista. Sono elettricista, ce ne sono tante elettricisti. La ditta è Elettro EC. Elettro C. Elettro EC. EC. Salute. Ecco, allora volevo dire appunto, le luci a palla che lei ha, sì. Da quanto tempo si sono spente? Guarda, sono tutte accese.
ci hanno dato il numero sbagliato. Ma no, signore, ma si figuri, dunque, essendo praticamente questo problema un problema di progesterone, no? Giusto? Che è indispensabile per garantire il corretto funzionamento dell'apparato, questo però no, non c'entra niente, questo riguarda sua moglie. Il testosterone, ecco, il problema suo è il testosterone che è prodotto appunto dalle gonadi, portate dagli ormoni androgeni, controlla caratteri secondari nell'uomo, stimola la crescita delle ossa e dei muscoli, senza capito? Guardi, se si spenge tutto, addio ossa, addio muscoli. Va bene, guardi, io le luci funzionano tutte, perciò io non ce n'ho bisogno di niente. Senta, può sentire sua moglie per il progesterone? Me la può passare un attimo? Mia moglie non se ne capisce quella roba lì. Ma me la passi, ma perché lei capisce, eh? No, lei invece ha capito tutto, vero? Io ho capito. Ecco, allora perché mi passi un attimo sua moglie, gli devo dire una cosa sola, sul progesterone. Pronto? Signora, buongiorno, mi scusi, ma suo marito ha capito tutto, però mi ha detto che lei non capisce nulla. Il progesterone, no? Prodotto dalle cellule del corpo luteo, indispensabile per garantire il corretto funzionamento dell'apparato riproduttivo, come mai si è spento in casa sua? Io sono l'elettricista. No, noi non abbiamo bisogno perché funziona tutto qua. È quello che le voglio dire. Il progesterone, a lui il testosterone, a lei il progesterone, che induce l'ispessimento del rivestimento uterino in preparazione all'impianto di nuovo fecondato, quindi io penso che sia una cosa importante, no? Se si spenge, io devo venire a fare la riparazione. Non so, lei parla con l'amministratore, fa prima. Ma no, l'amministratore a lui gli funziona tutto, non c'è problema. A noi ci funziona tutti, guardi. No, sono le gonadi, capisce? Le gonadi. Ce l'ha anche lei, sa, signora? Ho capito, guarda. Le gonadi ce l'ha sia lui, cioè il marito che la moglie, non c'è problema, è una cosa comune, perché sono le ovaie nella donna e i testicoli nell'uomo, ha capito? Abbiamo capito tutto, però non ci interessa niente, va bene? Ma devo venire a fare riparazione, signora, ha capito? No, io fare riparazione dove vuole, ma qui non viene nessuno. Ma la luce si accende? Sì, qui funziona tutto, gli ho detto. Anche dentro? Anche tutto dentro? Fuori, in tutte le parti. Ma l'apparato interno? Com'è l'apparato interno? No, non volevano capire. E poi, ho detto, è un programma istruttivo, ve lo voglio dire, a questo punto io ho istruito anche sulle gonadi. Ma io mi domando a volte, le persone, Sì, vabbè, andiamo avanti. Ma nemmeno una mezza di quelle paroline che ho detto io ha suscitato un benché lontano ricordo di qualche cosa, no? Le gonadi. Vabbè sì, tutto è collegato, vedete, questa seconda parte collega il nome di uno al mestiere di un altro. Pronto signora, buongiorno. Buongiorno. La signora Santa? Sì. Meno Chi è che male, parla? meno male. Senta signora, io devo pregare, ma non so più pregare. La mia vita non è stata quella che avrei voluto. E allora oggi vorrei pregare, ma non so pregare. Ma chi è che parla, scusa? Lei è santa. Ma chi è che parla, scusa? Io sono un peccatore, un uomo che ha peccato tanto allora e sono va in chiesa a lontano. pregare, allora. Sì, ma non so più pregare, santa e benedetta. È andata via. Vabbè. No, Benedetta prima l'ho chiamata, ma diceva siamo spiacenti, insomma, cosa del genere. Lo so. Purtroppo, come dice qualcuno, purtroppo. Andiamo avanti, abbiamo ancora un po' di tempo, certamente per esplorare il fondo marino. Il fondo marino, insomma, è così, sai, si può dire siamo nel fondo marino, questa gente che si nutre di plankton, tutto il plankton. Signora, buongiorno, le porto il plankton che lei ha ordinato, Il plankton. Chiamate perché non sono io. Forse il signor plankton. Plankton? Sì. Scusi, ma chi cerca? La balena bianca. No, dicevo insomma la signora, insomma, il signor Valdo, anzi, il signor Valdo. Valdo. Sì, un attimo che glielo passo. Ecco, grazie. Puoi venire? Cercano te. Sì. Pronto? Signor Valdo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono un venditore di plankton, è stata fatta una richiesta, un'ordinazione, ora ne ho una certa quantità da consegnarle. Va bene oggi alle 5:30? Ma di cosa, che scusi? Plankton.
Plankton? Il plankton, sì, plankton. Ma cosa sono? È roba da mangiare. Non sa cos'è il plankton? Ma scusi, chi gliel'ha fatto l'ordinazione? Non so, una signora mi ha chiamato, mi ha dato questo numero e il suo nome, il signor Valdo, porti il plankton Ma al signor signor Valdo Valdo. chi? Valdo non mi ha detto il cognome, ho solamente appunto, io volevo sapere l'indirizzo perché mi ha lasciato solamente il numero telefonico, ormai abbiamo tutto il plankton Ma richiesto. questo è uno scherzo, scusi? No, ci mancherebbe altro. Guardi, tra l'altro il plankton non è che per fare una certa quantità, caro signore, ce ne vuole, Plankton. Ma ce l'ha un vocabolario? Ma scusi, ma io non ho ordinato niente. Lei ha ordinato 5 kg di plankton. 5 kg? E guardi che trovare 5 kg di plankton è una cosa un po', insomma, non è, è un po' raro, cioè, per metterlo insieme è così leggero. Ha capito? Ma guarda che non è che siamo il 1° aprile ancora. No, non c'entra niente, ma lei sa cos'è il plankton? Non lo so, adesso vado a vedere sul vocabolario. Ce l'ha il vocabolario? Me lo può prendere? Lo prenda mentre siamo in collegamento, per favore. Ma la telefonata la spreca lei. No, sì, la spreco io, non si preoccupi. Forse se lo trova vince un premio. Via, provi su plankton. Vabbè, ci guarderò dopo. No, ci guardi ora, se no non vince niente. La lettera P, plankton. Se lei entro 5 minuti mi dice che cos'è, sì. vince un premio, insomma, dai, l'ha capita, no? Non ce l'ho il vocabolario. E dove ce l'ha il vocabolario? E ce l'ho nell'appartamento di sopra. Vada nell'appartamento di sopra. Non faccio in tempo ad andarla a prendere. Non fa in tempo? No. Allora, le do qualche informazione sul plankton, no? E adesso non posso, guardi. Lei apra la bocca, c'ho da entra fare. Dentro, però deve stare nell'acqua senza respirare. Ci sta lei nell'acqua senza respirare? Se respira muore, ma se mangia il plankton vive. Cioè, praticamente le vengono le branchie, no? Branchia. Pescion. Eppure sembra strano, ma le balene così grandi si nutrono di plankton, che sono quelle cosine proprio, per dire, com'era? Branchia, pescion, no, era leone di mare, c'è anche il leone di mare, via, diciamo le cose me le sanno, che poi uno dice, ma c'è, non c'è, vabbè, ci sono anche i cazzi di mare, scusate, si dice così, anche le passere di mare, ci sono queste formazioni strane, cose che richiamano alla mente, cose che, insomma... Pronto? Signor Cesare? Sì? Buongiorno. Chi è che parla? Guardi, siccome io sono Cassio. Chi? Cassio. Un attimo che abbassa. Sì, sarà meglio. Il televisore. Sì, Cassio. Sono Cassio. Cassio? Sì. Ho un messaggio da parte di Bruto per lei, signor Cesare. Cosa c'ha? Un messaggio da parte di Bruto. Bruto? Sì. Ha detto così Bruto che se tu trombi ancora quella maiala di Cleopatra, ti piglia Antonio e poi e lo sbatte in muro. Capito? E poi, insomma, quello che può succedere non si sa. Capito? Ah, beh, bella questa. Dove l'hai imparata? Non l'ho imparata, è storia nostra, della nostra famiglia. Ora Bruto, voglio dire, è anche una persona per bene. Cioè, tu l'hai anche adottato, voglio dire, no? Però attenzione perché le è un pochino pericoloso. Ma lei con chi sta parlando? Con Cesare. Con Cesare chi? Come con Cesare? Cesare. Quanti Cesare ci sono, insomma, in Roma? Voglio dire, cosa ride? Perché lei sa qualcosa di questa storia? Cos'è? Un club di divertimenti? È un club, bravo, un club dei divertimenti. Dei divertimenti? Bravo, come l'ha fatto a indovinare? Che ne so. Cioè, questo proprio mi ha dato un'idea, il club dei divertimenti. Ma lei è toscanaccio però. Toscanaccio di Roma. Di Roma? Roma antica però, Ah, Roma antica. Perché si sa che a Roma antica ci piaceva molto là. No, davvero. Mentre in Toscana ci piaceva molto la Tana, scusa, la Tana. Siamo tutti in Europa ora. Tu in Europa ci piace molto la? Pala. Ma come via, tu stai fanno il rime Cesare? In Europa ci piace molto la? Non lo so. La topa, ma via, insomma, Cesare. Ma in Liguria cosa vi piace?
In Liguria? Cosa vi piace a voi? Il pesto. Il pesto. Non fa rima il pesto, non fa rima il pesto. In Liguria mi piace l'anguria, insomma, capito? Ah, l'anguria ci piace. In Lombardia cosa gli piace? No, in Veneto la mona. No, tu devi fare rima, l'hai capita o no che devi fare rima? In Veneto non c'è rima con Veneto, lascia stare il Veneto. In Lombardia che gli piace? Là? Vabbè, insomma, io non capisco. Non capisco. In Basilicata. Sti poeti per telefono non li ho capiti. No, ma i poeti vanno bene comunque, per telefono, sul libro, agli angoli e le strade, il poeta va sempre bene, perché la rima, e te saluto in terza rima, e ti manda a fanculo più di prima. No, questa è una cosa toscana, non te lo dico a te tu sei un bravo ragazzo e tu vuoi. Magari senti, ti faccio anche una cosa a rima, ti chiami Cesare? Un c'è rima su Cesare, con Cesare non ci arrivi, come mai? Da Cesare non c'è rima. No, ma comunque si può fare su Giulio, nemmeno Giulio Cesare, Cesare Augusto. Con la tua moglie c'è più gusto. Arriva la musica, senti qua. Ma cos'è, una chitarra? Io te lo sì, è una chitarra spagnola. È una chitarra che vola. Vola e va. Cassio, son moi. Dis-moi, je suis Cassio. Dis-moi. Tu parles français? Ti devo lasciare. Lasciare? Lasciare. Tu mi devi lasciare. Lasciare. Io invece voglio amare. Voglio amar senza doglie. Soprattutto tua moglie. Sì, ma però dimentica il mio numero, Il tuo numero bello. No. Ti saluto. Mi cincischia l'uccello. Ciao. Cesarino mio caro, madonna ma tu ce l'ha amaro. Va bene, ok. Abbiamo fatto una serenatichina, tanto per concludere il sondaggio. Ehi, volete il Jeep per uno spettacolo? Semplice, basta chiamarlo al 333 180 52 52. Non rispondo ai numeri riservati, chiaro? Allora ripeto, 333 e bischera tu sei te, se tu rompi le palle, allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui mi sollazzo, non mi rompete